questa manifestazione mera importante della premiazione del premio di poesia di Ossi. Questo premio di poesia io mi hanno invitato la prima volta sui giovani e vai da un uomine di William Antiochi, questa poesia sarda, diciamo adesso in ore che sono aumentati. E fai bene che abbiamo costituito questa roba, fai bene adesso una cosa che mi sono stati in debate, ma voi che non organizzando un concorso di poesia intitolato la Piazza Book, e sono una bella idea, la giochiamo al denaro e dai una regionale sul premio che è diventato una manifestazione annuale e all'ultimo 33 anni ed io veramente sono orgoglioso di questa a dare il saggio di sul microfono non è che è facile, che non è abituato a parlare in italiano, è un'altra cosa. E quindi finendo, arrivare a rompere 33 anni di impegnazione è una cosa manamenta, è una cosa importante. E sono orgoglioso per il suo premio e per Ossi e per tutti i Ossati, solamente c'è una bella agattato si fa da sua, ma da consenso da parte del Sossata, da parte del suo poeta. Tutte sono le cose che l'organizzo Deo, avete dato la poliata in mano, e adesso le cose che l'organizzo, è stata un'organizzazione abbastanza difficile, siamo pensati da una situazione difficile delle società, delle salute, delle sanità, dell'emarginazione in istanza, e siamo arrivati a fare questa manifestazione in presenza del allenanti, non vedere in faccia, a non sapere di noi, a cambiare due parole e noi pago in questo periodo. Ha poi il suo poeta, sai, che sono bene, che sono cantato da vedere anni, e ha poi i suoi solo questa commozione di si incontrare, di si abbracciare, di si baciare, di mangiare, di agattare in tutto un pare, fai dare di cultura, fai dare di poesia, fai dare di cosa bella, di cosa nostra, di tutto. Il testo poesia è una cosa che nasce per è un individuo ed è una cosa che non ha da intendere. Che so leggere qualcosa che ha scritto, capite? Una la pensa, davvero che non la si crede, non si identifica mai, e quindi sono poeta, proprio pensano a questa cosa, allora li chiedono non si dimenticare, capite? Passa sanzione, va cosa sa che fulmini, però che non si dimentica la resta cosa. Sovrino di poesia che noi sogniamo, il film sa poesia, sa il suo libretto, abbiamo fatto pure una pubblicazione in saggio, comunque devono ringraziare a Susini, Baccaria Piovino e a tutta la giunta che era giunta Denardi, ha fatto una pubblicazione che è una pubblicazione immensa, una pubblicazione bella meta, il suo 2003, il suo 2003, 2009, il 2009 ha fatto questa pubblicazione in cui venivano fatto il suo primo critico in mano su di Superi e parla proprio che la vita può vedere si storia questa poesia, si storia di Ossi, si storia di Superi, perché so leggere appunto una cosa che io dedico a suo poeta che hanno partecipato, dedico a questa poesia. Appunto, ma qui tutta questa cosa che poche sono qualcuno nato se dà le
Io non dico in questa poesia, ma la riconosco quando l'intendo. E quando l'intendo mi firmo per il curso per aula che ballano, le battente cantano a suo coro e il cantano. Paraula ti curano e brincano e all'improvviso volano atteso. E tu è poi la tunissa e t'accattas a sognare e t'accattas a pensare pensamento bello e feroce. Ti sciugano l'anima a passizzo, a ascoltare e sentire chi nasce nel suo cuore, vende di emozione, vende di sentimento. Chi dai loro poi viene a sangue. E sanno dare le prove semplici, fare chiurata, e poi si prima, si passa e vola lontano. E ti piace fluire con essa, atteso. Ah, benita poesia, benito so poeta che porta lansamente, perché le veraulas rimangono colorose, veraulas che si ligano e si soffrono in parte. Fra i miei del verso ti pinzellano emozioni, verso chi canta amore e solitudine, allegria o tristuna, verso chi commenta il punto accelerato, ti leano, ti girano, ti giudicano e ti ettano. E a te ti scuta soleggiasi, piaga in questa verausa, piaga in questo verso e continua a sognare. Questa è la poesia. Grazie. Come un saluto di sussidio a tutti questi. Buonasera a tutti. Io non sembrava parlare in italiano perché appartengo a quella generazione in cui i miei genitori tra di loro parlavano in sardo, però con me parlavano in italiano perché la moda di quel tempo, no, l'emancipazione, era meglio con i bambini, con i ragazzi parlare in italiano perché così, no? Ed era uno sbaglio che purtroppo stiamo pagando ancora oggi. Angelo ha ricordato Giacomo Muresu, che è l'ideatore di questo premio di poesia. L'idea è del 1984. Era sindaco Sebastiano De Montis, buonanima, e assessore alla cultura Vittorio Cavo. Il comune ha dato l'ok a questa idea del premio di poesia e la prima edizione fu fatta nel 1985, l'anno in cui nacque anche la Proloco, e il comune affidò l'organizzazione di questa iniziativa alla Proloco. Quindi questo albero che oggi compie 33 anni, anzi in realtà ne compie 37-38 perché nel corso degli anni abbiamo perso un'edizione nell'88, una nel 2008, due negli anni 2015-16 e una per il Covid. Quindi diciamo sono 37 anni, 33 edizioni in 37 anni. Ecco, questa è, quindi questo albero, diciamo così grande, nasce da un seme piantato da Giacomo Muresu. Nicola Tanda, buonanima, presidente della giuria per tanti anni, mi ricordo che nei precedenti mandati che ero sindaco mi diceva sempre: ma perché a Ossi avete questa, in un certo senso, questa contraddizione per cui avete un premio di poesia scritta de Daurinu intitolata a un grande poeta improvvisatore, Antonio De Luca, una delle 7 stelle, no? Come dice quel sonetto senza autore, una dei 7 astri della poesia sacra. E quindi avete intitolato un premio di poesia scritta a un grande poeta improvvisatore che non ha scritto. E allora, quando stavamo preparando il programma, l'anno scorso per le elezioni stavamo preparando il programma, ci siamo confrontati con Angelo e con Maria Laura e abbiamo detto: ma perché non proviamo a dare retta a Nicola Tanda e a far diventare questo premio di poesia di Ossi diviso non in 2 sezioni, rima e senza rima, ma in due parti: poesia a volo, no? Improvvisata, e poesia de Daurinu. E quindi abbiamo deciso da quest'anno di avere 2 appuntamenti, uno durante l'estate, nel mese di agosto, più o meno a cavallo di San Bartolomeo, dove faremo le gare poetiche, cioè i poeti di poesia estemporanea, e un altro appuntamento in autunno che continua la tradizione di questo premio di poesia. Abbiamo provato ad impostarla così, ci sembra una buona idea. Adesso si tratta di continuare a curare questo albero perché da 33 poi arriviamo a 50 e sia una tradizione del comune di Ossi, del paese di Ossi, che supera i cambi di amministrazione
dei cambi di sindaco, è una tradizione che dobbiamo portare avanti ancora per tanti anni. Vi ringrazio. Grazie a Pasquale per le parole. Io come ho avuto saperla a incutinare a Maria Laura Serra, assessora a Agricoltura del Comune di Rossi. Prego Maria Laura. Buonasera a tutti. Io pensavo di intervenire da seduta, ci siamo fatti mettere i microfoni, poi ho visto che si sono alzati i miei colleghi che mi hanno preceduto e quindi ho deciso di farlo anche io, così riesco anche a vedere tutti. E io volevo partire, visto che chi mi ha preceduto ha sicuramente più conoscenza di me di quello che è il passato e la storia di questo concorso di poesia, volevo raccontare quello che invece è stato il presente e l'organizzazione di quest'anno. Ci tengo a ringraziare Angelo Fancello, il Presidente del Consiglio Comunale, che ha guidato tutta l'organizzazione della manifestazione. Ringrazio la giuria e mi scuso per le spalle, quest'anno diciamo che per quanto riguarda la location ci siamo dovuti adattare. Voglio ringraziare anche chi collabora da sempre, quindi la Proloco di Ossi che ci ha aiutato e coadiuvato nell'organizzazione di questo evento. Li ringrazio nella persona del Presidente Luigi Mura. Ringrazio, anche se so che lui è sempre un po' schivo, Sebastiano Secchi, che ci fa da supporter, segretario e veramente collabora con noi in modo elegante, proficuo e sempre con immensa disponibilità. Grazie davvero. Ringrazio i gruppi folk presenti perché colorano e danno luce e bellezza e portano avanti quelle che sono anche le nostre tradizioni, perché questo è vero che è un premio di poesia, ma rappresenta quella che è tutta la cultura sarda. Come hanno detto il sindaco e Angelo, questo premio è importante perché ci rappresenta, perché rappresenta Ossi, perché è dedicato a dei poeti che hanno contribuito a dare lustro alla nostra storia, a dare lustro alla poetica ossese. Ringrazio anche i parenti di Pietro Muresu che sono qui, nella persona di Pasquangela Muresu, che è mia personale amica, e il consigliere Narcisa Muresu, nipote del poeta, diciamolo. Ringrazio Maria Franca Campus che ha collaborato con noi alla realizzazione di quest'idea e anche alla nuova redazione di questa tipologia di concorso diviso appunto in poesia de Daulino e poesia estemporanea. Spero che quest'anno possa essere, diciamo, qualificante sotto il profilo della scrittura. Ho appreso dalla giuria che le poesie in concorso sono davvero belle e di livello, quindi complimenti a tutti, spero di non essermi dimenticata nessuno. Chiudo con i ringraziamenti, non voglio protrarmi oltre, per la Web TV che accompagna questo evento come altri eventi organizzati dall'amministrazione con immensa disponibilità. Quindi grazie a tutti, buona serata e a presto. Grazie Maria Laura per le parole. Io sapevo la bella di Casanatico, che ci sembra italiano, è inutile, non parli meglio, uno deve fare risalto e da poi automaticamente va risalto automatico. Eppure qui accanto non sono entrato in scuola, io poi devo dire lo sanno. Saremo a parlare in italiano che intesa in prima elementare, e che hanno mananato proprio dai ore in avanti si fa italiana, purtroppo. È successo. Come deve fare sul Presidente, ma tanto non è un problema, sul Presidente Giuria. Il devo donare che meta poeta non sono potuto prendere come motivo familiare, che per motivo di salute, che per motivo di mi dispiace per tutto, ma comunque lo salutiamo, tutto un abbraccio da Ios. Il telefonare, io non ho mai partecipato a questo trivaglio di questa giuria e ripeto, cosa rimane ha osservato questo trivaglio di questa giuria dai segretari, ha osservato come
esaminato questa poesia, invece è un vivaggio, come Tannare, è un vivaggio in grande umiltà, capite? Bisogna desiderare, bisogna fare le pulci, si narra in italiano, di contare per aula e che grenare, e che non grenare, e a Sabine si arrivi ad un risultato, ad una decisione, ed è una decisione che io ripeto è di gratamente. E ringrazio appunto il dottor Giurato, in prima persona, sul presidente, a Giovanni Fiore, che hanno fatto un vivaggio manuale. Di do sapere ora che si può narrare, sapere la di penale in questa occasione. Prego, Giovanni Fiore. Grazie Franco. Ma sul sindaco ha fatto bene, ma ha anticipato su mia inconca e ha pensato denarne e mi fa piacere che ha fatto molto sul sindaco. Che su un corso originariamente fu letto ancora intitolato Antonio Andrea Bucca, come ti chiedi, uno è sul gigante, so classico, questa poesia di Marco, questa poesia estemporanea. Antonio Andrea ha cantato un altro gigante, i classici fine, mediane, parte sottiventos, prima mediane, desilungentos. Sono gigantes cajuno, budevinus, fantomari, andaiano dai Antonio Vello a Giuseppe Virastro, a Cattano Morelli, a Gavino Gontene, a Antonio Varina, a Barone Duccone, del Bologna. E ti Antonio Andrea, futuro del suo cugino, si lascia incondere franca sua. Ma in questo periodo, con questo sacro gigante, si noeti talento, tragico, modo di porgerla, salusia, non solo dell'improvvisare, ma loro narra proprio il loro poeta elevato di violare la capacità di rapportarsi col pubblico, di creare una unione tra una raiada, commente una raiada, e il suo pubblico che questa iada, che il suo pubblico tanto in questo periodo penso più di ore, a iada grande intensità della sua forma di poesia. Dunque, caro sindaco, sono amministratore, ha completato su quadro dei concorso. Con chi? Con un altro poeta de faglia, de prima raglia, naro Deo. Ti vede un molesto, capabile di sua fortuna, di conoscere personalmente, non poverino domenica lui, si che fanno all'oso, mese dei gusti, di sicuro. Ma ti vedo, fu un poeta non sicuro, e a Napoli questa doppia virtù di si fare bandere sia il suo palco, che ha cantato il suo palco su Carlo come si narra, compreso il parole del cuore, la notte, di ciò che continua sul caso principe della musica contemporanea
poi dello scamunano di fumi gigantes. Però a parte di occasione, attribuito, devo questa giuria è sacro anno sociale. E la caratteristica del sacri fu di adesso ancora sai fare, sai mediazione ogni anno in una vita diversa. In vita si due sacri alla struttura, si la casa, un grande modo da umanizzare come si tocca la sua manifestazione. Il 1998 la mediazione l'hanno organizzata in Piemonte, in città di Biella, niente male, in città dell'ultimo Sella, che fa fino a Rima, ma come dicevo fu un grande fatica del suo periodo risorgimentale del Zenugai, magari hanno eroe omine caro. E ti vedo, fu premiato questa sezione Sanoda, hai avuto un bello modello. Un'altra caratteristica che ti vedo fu che non leggia mai la poesia sua. Venne che caia colato so 70, sanno di sorelle che siamo andati sul padre a Biella, Sanoda, se ficchido, furono impiti in un momento navale, bene piantato, bene parlato, che dedotto, e era una presenza quasi regale. E quando voi resaia, narraia sa poesia, pareva che si allunghiera de Noa. E ha recitato, ha rasato, ha nato su modello che è complicato a definire, ma è altrettanto complicato a guardare, senza leggere. Che non ha dimentichezza del suo meccanismo umano, suo modello retrovale. E il suo ha recitato, puntuale, venenato, che era il bagliare, ma una velava. Ecco, senza questo motivo sono contento che l'ha parlato sul sito, chissà, sono organizzatore se ha parlato insieme, ma ti vedo si merita, io si merita. E un atteggiamento che hanno pubblicato sulla volta sua, l'ultima bellezza, con una piazza piena di gente, di tanto poeta che fu venuto dai tutta la parte di Sardegna. Detti vedi, funzionare un batto verso Sicilia. San Domani e Salvatore Santoro, che fu di Gesù, ma i figli di anni in ossi, insegnante, uomo di cultura, appassionato e curioso della poesia sacra, quando capitaia dei suoi ambienti culturali a discutere della poesia che sono molto sacri, che avevano vario senza come testimone di suonare, che l'imparia della poesia sacra non fu sul livello della sacra poesia, mentre sul curioso umano a partire dai cantando hanno sempre nato che la poesia sacra che oggi del suo passato non ha nulla da invidiare a questa poesia creata nella lingua europea addirittura. E tanto come si fidare di questo intellettuale se un mago pieno dei sommatessi, come in Trasnoia può capitare, può sincerare per sfidarli l'energia del combatto verso del Tivero Muristo. E scusate lo so, e Bidile canta poesia, bada
e quantas imágenes belas e extraordinarias, plasticamente meravigliose. A hoje o sole, da una misura, è cancellata una lacrima mia. A inizio dell'antica sumidura, fala da un vizio dell'occa mia. A me quando la politica, che sapete, non dica voi, ma venne subito a conca, sa, sempre che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude un secchio Giacomo Leopardi. Quest'uomine a oggi sole una lacrima mia farla, e quindi mi immagino il suo sangue suo con caffi che suona dell'essa o di una magari come rotta o con una che sulla mano dell'essa o dell'udegio a tagliare su, e esso immagina che dai questa misura fare una lacrima sua. Aumento amarezza e suassare, una lacrima fino a poiché in questo momento il soffrimento. E esatto, l'immagine ancora più potente, a inizio dell'antica sumidura, falla da un vizio e rocca ia, non una rocca da resistiata, non una rocca del tuffo, come diriamo in italiano, sapete la ia, che conosci e la carattere sono partite di diversi colori, sapete che si creano nel fondamento come si frega o si frega una donna. E s'attiva sumidura, il non deve essere, se no aumento sacro, magari, e fino a doloroso, svanare di un passato. Misciaia la pari, somigliata, in questa misura, custodia dalla memoria, dal soggiamento, legando magari in età più piccina. Su, battono verso e via. E si diano se parole, santoro, buonanima, promuovere immediatamente in crisi sugli intellettuali sul quadro troppo raidoso dei sommatissimi. E mi narrano a tu e tu, adesso tu commentami questi 4 versi e poi mi devi dire se è poesia o che cos'è. Quindi su un corso di Ocarno a disartenne sono attesi autores, all'abito autore in mano e hanno inserito a fare l'intento su quanto fatto. Deo mi congratulo il suo organizzatore e mi fa che piacere naturalmente meno che ha organizzato il significato Franco o Angelo Fanzello, figlio di Pedro Fanzello, persuadere a Papito Sonore dell'unare sa poesia sua, su figlio sarà per la sua sensibilità del figlio e del figlio buono, di recuperare il suo scritto costumi e di lo fare vestire a lui. E dello Papito Sonore di un anno su libero di lo presentare. E chissà che non momento male mirare il singolo fuori su attesi singolo tutto il giorno. Chissà che sia una coincidenza fortunata
a me da santo sotto a voi più e tutto. Grazie. Vi ringraziamo il professore Vannechione, Santella Peralta, Professore, non so professore. Canti il professore, o poesia, se potesse insegnare a chiunque, a tutti, questa poesia, vuole dare a Carabelli, questa poesia deve comprendere, la vuole dare, la vuole dedicare, questa poesia dove vuole fare tu. Subito, deve essere un grande poeta e poi tu dai poeta dedicare questa la poesia e quindi come stesso come commentato l'organizzatore noi ti ringraziamo per aver venuto a questa manifestazione. Passiamo appunto alla premiazione di questa poesia che sono stata premiata o menzionata. Cominciamo naturalmente la sua menzione di onore. Ecco, io come a chiamare questo poeta, si chiama anche questa poesia che è stata menzionata, lo chiamo, non capite, perché uno di me d'estate, ma in ordine alfabetico, ordine alfabetico, leggo il titolo della sua poesia. La prima poesia menzionata è anche di Maria Mingioni e si intitola Che ritmo vocale. Non dico che pare che a Maria Mingioni no, se devi da allontanare che poi date di un problema. Non dico si paga a giurati che la poesia lo ringrazio. Sono in fila che alla Che ritmo vocale, una vida voi, che in tutti os mistérios suos, que non si podem esforzare, in tutti as pragas suas, rebentiadas, in que los frúgulos garros de amore. Una vida dura de incus, frastimada, finzas dai gustarco e velo, che viene e nulla vuole. Villa est di questa bellezza, preda sempre l'amor in cusumare cristallino, che da perdi usas alas, provarco sottos. Ed eo sempre in cue prigionieri di una visione che ne volto, che pedidore mi tucco cada die, bisarre, abba, montes, puzzones, flores di mille colores, oh mi vida. Abbraccio su questo, comente che era su vento, che in amore sempre contento, ma saluppa e sulle salina, che di andare non pagana. Casa scadenana, sorpresa, da un'anima ribelle, che di accherrer dentro le gare a giungere a suo podere. Oi, gusta vita voi, magari a uve su tempo si cupano. Surgo de sinfino, Quinias de tempus, programmare, arágula bonas, a sabrova de un umile perdono, mancando esso, i burzis,
questa grazia di vedo, la iucco in manos, s'agursa e zavimina. Como pasamos a una segunda poesía mencionada, que es de Che amore de Antonello Bazzi. Prego. Buonasera a tutti. Grazie a Sagiria per questo riconoscimento. Non è giusta poesia. Che amore. Restando a Sasola e che amore. Árvores que unidos jugou no Givesico. Non mi riempio di saldies, visas notes e uno calvario solo che mi ha remato. Ma tu e tu, carignami con sa smano sua desera, e tu e mare abbracciami forte, inchinghimi, stringimi che pedra, che hai mente vaghia dissa il suo gozo e s'amore. Non mi scaldi prospero giovane, ne ha conosciuto mi danzas e stellas che lo mia desdechadas, orfanadas de sorrugente spiro suo de oro. Basami nei sicure luna calana, ma con saslara sopra de fuoco. Grazie. Pasando a esta terza poesia menzionata, che è Andrea Combano, noi Carletti di Lazza. Prego. Sì, e se vuoi da Gigi Angeli di leggere questa poesia. Prego, Gigi. Il Lazza della Ziglia. Barasti di scopazica, buffatia, soffiatura, sapivani da Civinea, denti dei più calori, schittini stripizzenti, si pesano in volo in poca durata, lucatelli fumosi, botelli brillano e bridelli mortali, spantosi, occhi verdi, inchindoli di fuoco. Alla giunta da Brunco, fiamme di torre, senza bruciarsi l'ultimo chinocio. Morenti di stragi s'affuano di luci a poco, cadendo in fitti d'ombri della sera. Ingelani l'ufflito, cilifrosi pensamenti d'una notte di arno intripolata. Moi, un buleo dietro di sopra, spagliando grigina e lazza di nazita. Povero Lasso, stata la menzione d'onore, è dedicata e data a Gigi Angeli, e quindi invito Gigi Angeli a versare il suo microfono e a leggere questa poesia sua che si intitolata Infrafiore de Ventola. Pagina Infrafiore de Ventola. Sì, Infrafiore de Ventola. E da voi, da voi chi leggere dopo questa menzione.
sapete la pena, e l'acqua. Bene. Questo è un pensamento che hai scritto, un pensamento che hai scritto però una zona che manco 40 anni che è volare, figli sapere di uno caro amico mio. E che Bernazzo e fiorì a Salino per il mondo. La sede savoiana hanno salutisti impressi come si tinsi dall'ara dei criasi, che aveva chi donna sai afflitto i pugni a chi infrenare a lei lo stulo di vita e lo saprò inare però non gli serenare di spirita e fin fiore di mendole e sozzare ma il care hai già portato e in petalo sfalato sasata stuas vai a cari ancora ma sono stati no che s'avventu a brinzell'arba a diventare e in corolla sese di vessi che si fiore e di mimosas in non scupagni in solo cai in fraerosas in tunzico busone come in te in sa bellezza di tue che immagina di su chi visti e resta sempre tue ma pure in dulce vrina de salvore, con cui mi spera il sole che die con die di schila in soscorso, u esempio domo, e cu esamentare, s'amanzi nell'edara, come te intrare a sedes, surgo. Grazie a Gigi Angeli, andiamo da Denari. Questa missione la andiamo da voi. No, da voi la andiamo, vado proprio. Andiamo da Denari. Chiamavamo poeta Giovanni Gossu, dei Tartari, che è stato menzionato la poesia Giovanni Gossu. L'ho visto a Giovanni Gossu. Buonasera a tutti. Lovento. Canto salsa Lovento Portimillo, e cosa amara Pizzini. Ti fate comprendere canto è forte e prepotente. Si voga tutto, noi e canto è. Lo zero umbroso, in azienda di Eva, è tornato sereno e limpido. E che grazia si questo vento maltessi un pari a noi si voga problemi e pensamenti, che si non ti fate illumina tutti. Ma a noi di così, non basta il vento forte e prepotente, bevo altro. Forse un po' di cultura in più. Quando basta e non si intende ti date di pensare, la troppa gaima non rassicura se preparando a un'altra passata. E come ti lo frequento di noi così mattessimi la lega, problemi e pensamenti sono qui. Di noi non sono chiamati, ma è di noi, se si intende un po' di cultura in più. Andiamo da Denardi e come questa menzione d'onore a detta Becci, questa poesia Maria a Sintichino. Buonasera a tutti e grazie a Silvia. A su tanta tampa traza su meglio salute liviana e in custozza de velea intende sale un rito di un atto di fagione
So passo Tiria, entro la lega dei figli Mubata, da Gialusalla, serente della mirele salida. Non ha più taschi la sprogoneale, è stata data da vivere un pare a Salvori. Soffitto si cambia, in salamo boida, li resta sin tumbo, e giocoso e duro, glielo tempo colare. E tesse d'ancora da dies, in su punto da maglia, capore in sonos di Ananias. Sinchizi da sua, luce di gozo, per una vera ora, per un risito, e non passa mano a tremola, per dare un abbraccio a suo potere richiamando. Su questo suono cristiano, e le può dare la vivo a salida, in maniera solenne. In vega mis etos, in broca colmas de vida. Grazie a tutta Beccio. È comodo, non un problema. È Annacizia Paolucci, è stata con una mozione d'onore, avete un premio. Una poesia in saligaresi, quindi la poesia si intitola Reglina, non dico di che uno non si legge, capite, è una cosa difficile. Io volevo posso solo tradurre in italiano, ecco. In italiano una raccolta poesia che si radice in italiano. Non raccogliete la penna caduta sulle barre, è morta. Non c'è vento nell'aula che sollevi l'esile e sfinita scuola, non c'è canto che galleggi su pareti scolorite, solo lamenti di giovani, voci mascherate e ruggine sui volti nascosti, sguardi densi e mendicanti, grigi di zone di vita nascosta. Per strada i gatti sono ubriachi di sole, le vetrate raccolgono piccole solitudini, mentre semi di fagiolo germinano sul davanzale. La speranza in una radichetta e nel canto di Margherita Bertolucci. E andiamo avanti, l'ultima menzione d'onore è per Angelo Conti, S'accosta la notte. Angelo non c'è, posso vedere io? Sì, prego, ci mancherebbe. Innanzitutto Angelo si scusa per non essere qui, ma ieri notte ad Arzachena, dove lui abita, diciamo è stata la serata di pioggia piuttosto forte, aveva pagato scantinati appartamenti e anche stasera pioveva e lui non è voluto uscire di casa visto che moglie e figlia, insomma, passare da soli. Gli è sembrato un po', insomma, ha preferito rimanere lì, mi ha chiesto di leggere se ci riesco perché non è allora, s'accosta la notte e tu pelicano mogliando il pisuto lo passo più occulto ma lo lieto di fermo il minore e solo le dolori ti faccio in compagnia. Passata la stagione dell'allegria, passato il tempo dell'amore, manco l'usore ti scarica l'obbedire. Intorno a te vedi odori noi che t'ammentano ancora, canta ancora tu ed il rosa spagliende. E intanto col brano passato e lo stadiale passende vorresti essere d'aiuto. Ma lo tuo sapiuto non serve a nessuno e non serve la sei tu e manco l'esperienza. So altaria e arroganza che tracciano il cammino in mente che nasale. In questo tempo da vale lo mondo corri e tu ti dimori. Godete dando questa spera di sole e che su poco udita ti ancora ti è fermato.
Cominciamo sull'esso premio, siamo dato ex equo a questa lezione di Salima e cominciamo dai punti, appunto, in ordine alfabetico, la gara di Basola di Eliano Cana. Eliano non sta più bene e questa poesia mi pare che deve leggere Giangabino Pasco. Vero? Giangabino Pasco? Sì, ma prima questa dicendo scusa male troppo prima poi Enzo Teo già Eliano Cana possono vabbè, come ti chiede, se no non va problema. È più pratico, giusto? Quindi cominciamo questa stessa poesia che seguo questa lezione di Salima ed è scritto da Giovanni Francisco Carluccio all'inclinata. Prego, mi potete far vedere le primavere. No, non passi più a questa età. Ma che gli spiegare non passa? Va bene. Allora, all'entrenata sumi l'arvena, onda e fatta onda, assentendo i graniti, in che sono più classi infusi di la sponda e la chedia, la sciuma, la tratta biancare di essenza azzurra. Così mattessi le scogli, gli sprendoli ornati, in ogni asciuccano mari, intati dei tramonti, al mare s'arrendono sicuri. Cala lo morto e la rilegua appaccia, torrente alla malvagia, lui che era riurtolato e posto in vita, mano a mano, che a chi l'ora la sua vita, lu calato illusoria per masera. E venne l'esta la sera, e le luci dei riflessi, d'archi consumiti, portati alla Veni, l'ultima corrente a prigionea. Un chisovato antico, cazzica la ninnia di fatti di sirene. E venne l'esta la sera, chi io tamparo, quando lo esparo arreca lo bosco dell'usare e dal commisso, e in ultimera, che d'amore commisso, chi ci fosse un bacio all'interno. Bene, andiamo allora ad ascoltare questa terza poesia sul Vesuvio, la lezione di Salima, questa gara di Basola di Eliano Cana e la recita appunto Giangabino Pasco, Giangabino Pasco. Prego, Giangabino. salute e per abbios. Calcolato 3 anni sulle ultime volte, i suoi del 9 agosto, dunque questo non carriere che tornare e ringrazio la giuria sul premio che ha dato anche Rinaldi Polese sulla poesia su questo premio di Eliano Cana, ma ringrazio la giuria per il suo secondo premio che cosa fa leggere a posto di illustrare. La gara tua sola, che cambia di sosoggios, millandia de luna, y que volan sus horas documentadas. Sagrada tua, sola, miro las días de dulce criatura, anima mia, in suo mundare mostro serafine. Hanno inquieta e s'acciso, e mudava sul monte orlato di luce, quando sul raio d'oro di uno sole a Dio si danza a mano in canti lontananos. Salino si mestura a saporotto di gusta brenetta che mi stontona a tira.
es un corto de guía, ya ove sos buzones, que brinca con la nera da rosa a viola, inter alturas de giornidore. Sulla sul suzzeso, per un forte dispera, venindo dai logo del dolore, e sbatto la cudrele a una verta causa venosa. Ma veo, paro fronte a essas ansiedades, seguro l'imma s'ultima traspia, quando il meio si sgarra sul coro e rie piedoso, sfocorando il sangue de dono. Bravo Giovanni Gallini, Gianfranco Vasco. Passiamo a Giancarlino, diciamo. Repito, grazie a Sua Giulia. Aspetta che vi devo presentare. Quindi Giancarlino Vasco è stato premiato dalla giuria sul secondo premio della selezione che narina, questa poesia Enzo Gana di Vivere. Prego Giancarlino, a te. Dovrò a ringraziare la giuria per questo secondo premio che secondo me non vi avere in mano. Subito una gana di vivere. Credo che non solo per noi questa gana di vivere, ma credo che questa gana la densa sia più forte in sospiccherla contro qualche male, poi serioso. Senza gana di vivere sugli occhi, salute e consigli. Quando in coro non bene, non spera di cosa. E su zero, a suo caso, mostra il suo primo istinto in che non nettos. Sa sonda del suo mare, ne funde in panzi la sua mente, di questa terra amante sono stato. Che l'ha forrocato tutto su che non mostra e non sua, che non musco si imprea o di legare ad essa. Ha fatto promessa di bagliare muto onzi dolore, ubbie su colore che aprischi dal nuas in sfera e bizzarre in sornotte stevi al bestio, disfruttando il suo Dio sul mormuto, in appretto di nuvole e di alba. Senza gana di vivere e di agarrare ancora sconsolato, casas dies, sas horas, d'un istante de su tempus presente, son míos, mancare così cras, de los sognios, pero no sia meglio. Grazie Giancarlino Vasco per la poesia veramente. Sì, dopo. Andiamo a denaro. Passando sul secondo premio di questa poesia, di questa lezione senza rima, Frinas de fantasia, Franco Piga. Perché no, il secondo premio di questa lezione in prima, quindi sezione in prima, sì.
Buonasera a tutti e un abbraccio mano. Queria ringraziare l'amministrazione, a me da Gianni, veramente sempre con piacere oggi, e Elisa Giulia, proprio su consigliere sapere. Nel cammino è nato del tuo vivere ed ero che un po' della sua vita mi era pure attimo, magari fantasia. Fino alle fantasie. Accolla al notte mamma in gara all'uomo in questo episo lui che si calava. Intendo il suo animo, carino del suo io che mi scambia del sanima italiana. Appena ingalenato, muda e sta facca e mi schila l'assente mi dormito. Tanto amore e confido mi vedi, mai stracca e di richiesa schilappa le pare. La storia una a una in mano si incara, tutte la sentendo e installata, più bella sei cara, e poi nara mi conta di amore e fortuna. A te non disizza ne pedi di pretendere, nulla che non sia l'amore e vita, su calore che intendo e intendere, in s'abbraccio di vari si affrontizza. E quando va che die, finita la maia della passione bella, inaugurata, imparano a disizzata fino alle fantasie, che danno sfado e coso sopra mie. E Gaia, un virtuoso, che ha Giovanna, torniamo a assumere questa vita, a satirica e sfida, o è cresca e sacana, dentro lei un servizio suo. E come passando sul primo premio, restiamo sulla sezione prima sul primo premio è dato a Pier Giuseppe Branca, questa poesia Istadiale di Santa Martina. Un saluto al suo pubblico presente, ai settori di un saluto serio, non ne poteva avere a mano, il professore Saccampus, Sagale, siamo il suo collega adesso al tempo che sono università. Un ringraziamento al socializzatore del suo premio che ha 33 anni, di un corso che era una figosa, sino il vado è uno adesso i premi più lungo questa tradizione nostra. Saura è la seguire questo valento che i premi di poesia sono una ramugliai s'amparo di mando chi potremmo fare può difendere e mandare avanti la lingua nostra. Poi un ringraziamento a San Giulia con questo riconoscimento in onore a Meda e chi ha una cosa fa leggere. Il stadiale di Santa Mastina. Questa guerra non è si donzi ai prime. Un uomo fatto di soldati, dende sul momento mattine, a un buio in ridas, abitato da evento del nostre, in sumudine seguente a un chidozzo ottimale. E tramizzende il cretito, ruina c'era all'eno e vita, e muro bruttos, andai a medende tra chiglinas e fumo, e io sui fraioli bruttos su loro su, che si mala i frinas, ilare consulos e minutos, mudado in cozzo zerrimo de nuge. Trighin true, ad onzi torno mudu, corrispondi a debile una luga, ad onzi drinchis in sugoi più nudo de milli fantes, milli e una luga, intro una gora de sangue nel nudo. Gai mastrini recubis in mente, in cui sbattunzo gli strauchi si stiu, e
muda pinonnoso, questa gente mia, in frea gli occhi mi cadapriu, ue finza sei frina de ponente, pare no è panchiusu a lei io. Se è vero che siamo usata in guerra, e bisogna fante, se invece che nantua, sa crepo e chias, sempre in tierra, poi mi pare che sei tu una tua, dai dato a smuovere una verra e gappa, lampizze in chia, lua del virus a mente, ha dato a lei una usava il mondo che incontrò, fittiamo, disiato anzeno, torra grascia, sa donzi eroi sono, quando su zero sono in annotteno, e dulce e fruere un alido nome. Grazie. E passiamo come a sublimudino della sezione Chinalisma, a Giovanni Liga, come era il numero, e questa poesia in coda e su zero. Prego, Giovanni. Un saluto umano a tutti. L'andavo a Gavino, ma è stato un piacere non solo suo, ma per il mio credo di tutti, su essere torreno che di nostri, e mascamente per cosa di buono come testo di prima poesia, e guai che non manchi. E poi direi tutto di 2 anni che mi si arraso in domo, bella bello se mi cominciare a tornare a Siria, a nos assogliare, e se vuole la poesia come te la state richiesta. Questa è una cosa mamma. E una cosa bella è per essere stato quando cada uno di noi gira tanto musua, potrebbe essere costosero, e sapano solo cocaente, sapano non sei, fisero, minore, insomma, sono nepoteros, e un ruchile a lutto, e tutto su caente che potete essere umano. Grazie a qualche nazione che in Stato, come la gente, il popolo, che noi stiamo come in Musua, e che su caente è il fuoco che porta la sapana, o vistana, magari sia in Stato di non solo, sia sul fuoco di questa sapana. Solo vedendo la Palestina, di questo va questa poesia, questo popolo che ha bisogno, ha bene una zona di morale da parte nostra. Pagina 16, sono trattati. Direttamente. In Sacova e Susero. In Sacova non è in Sacova, noi andiamo in Sacova sul Grembo, in numero. Sacova è una Sacova. In Sacova e Susero, in Palestina. In sotto, nella spadagola armodias, che ruta di sarvolia, sotto magrina al sole, esa giustizia. Ed palestinese che ne terra, che l'ampizzo di spera, and impugna di creare sodio della regione, in cherca e mi trampare su sentio. Ma sentore di Luca non si viene, e mi sono cocconavo, in Sacova e Susero, iscurtana samuta, sul cornuta e femmina sembria, corruttata sapache, il granale corona de benditas. E sul fuoco tenendo los arvenas, isparan esquincidas a traque due dentes, aiadas, que feras que da serio, su coro e su mundo, pilisande, su vento estorulante, esas almas cantante, in Palestina. Non messe consiglio, pistato, ma non vento, ma con orto e isetto, che sapà che ponzagrano, in sanima e questo tempo schizzone, che l'appento per uno de poesia. E spero che questo mondo esegrare non reneghe salute, come te succedeu, proparata. Grazie.
ringraziamento naturale alla Giuria, come ho visto che ha detto già presso l'Università Palestina, un ringraziamento umano alla Giuria e ai suoi organizzatori, se scrivono e che renale a organizzare un premio alla mattina a complimenti. E scrivono non abbiamo sconto i testi trovano con la Giuria. Credo che bello tutto noi, che siamo parte di Giuria e non rendiamo sconto che renale a giudicare una poesia o un poeta. Non si può giudicare mai sanno di un poeta. Gli asechini lo dobbiamo scontentare poi di che questa storia già non l'hanno o le danno. Grazie. A questo punto bisogna dare sul premio, sul diploma, diciamo, sul presidente Savro Rocco e premiamo Compare, andrà bene. Quindi non dico che sa giuria deve la cosa sul giocato una bene, andiamo a questa premiazione per il proprio. Prego, Giovanni. Complimenti, ha fatto gli chiaramente. a Pier Giuseppe Branca, poi Staviale De Santo Martino. Prego. Vediamo adesso il suo riferendo, adesso la vita, complimenti. Poi sul secondo premio sezione in prima a Francisco Vica di grande fantasia. Prego Francisco Vica. Sul secondo premio con selezione che è una rima a Giancarmino Basco, che idea pure sul premio di Liano Cani. Prego. Quindi subito italiani e non sostenenti da Giovanni Carpino, non dico di Sacro di Giovanni Carpino. Prego. Andiamo a Denanti, invece su stesso premio della sezione senza rima, che è dato a Giovanni Francisco
Giornate Carucci di via sono mancanze nel vedete Giovanni Cosso.
di altrettante edizioni dedicate a Pietro Curesu e grazie ancora, grazie a tutti.